Presidente Serracchiani, oggi una visita un po' fuori dall'ordinario in un centro straordinario a visitare i colibrì. È un'opportunità straordinaria, intanto quella di conoscere una specie, quella dei colibrì, che non sapevo essere così delicata, insomma sono una varietà assolutamente da proteggere. Qui il centro colibrì, che ricordiamoci nasce con la sua grande socia fondatrice Margherita Hack, qui viene in qualche modo aiutato a continuare a vivere. Credo che sia anche una realtà molto importante della nostra regione, anche molto bella e utile da poter visitare, anche perché credo onestamente che si possa davvero aiutare l'ambiente che ci circonda, anche cercando di proteggere con tutte le cautele del caso quelle varietà che sono in via di estinzione. Un centro che ha delle caratteristiche anche particolari ed eccellenza dal punto di vista delle tecnologie impiegate, tant'è che lei ha ritenuto di sostenerlo diventando socia. Sì, beh, questa è la tessera di socio onorario e in effetti sì, anche perché qui c'è uno studio, una ricerca importante che viene stata fatta anche proprio per costruire tutte le condizioni ambientali e anche il cibo di cui questi colibrì si possono nutrire. E dietro c'è uno studio, una ricerca importante che viene fatta anche guardando a delle realtà della scienza e della ricerca che ci permettono di metterle a disposizione evidentemente di una specie come quella del colibrì, che ha bisogno di mangiare in continuazione. Ho appreso oggi che se non mangia per più di un'ora muore. Ciao! Che bravo Bardi! Guarda. Dammi una crocchetta, devi soltanto che gli faccio dare le cose. Che vuoi? Perché il colore della... Il colore che ha. Guarda che bello, Ma è anche Guarda mentre mi salta al affettuoso. collo. È affettuoso. Gli diamo di dire? Allora dai, allora io prendo. Beh, devo dire che il mio cane è più cattivo. Ah, perché Vede da qua. E dice lì c'è di più. Bardi è buono ma non è scemo, dai, dai.